Ringrazio tutti voi qui presenti, benvenuti a Belpasso, benvenuti in questa bella struttura. Io credo che il merito sia proprio di queste persone che noi andremo a premiare. Penso che questo premio sia la ciliegina sulla torta, un po' di tutto. Sì, sicuramente dal punto di vista di squadra siamo stati molto sfortunati. Questo è lo spirito dello sport. Rimanere imbattuti fino a fine campionato è stata veramente un'impresa per noi. Abbiamo affrontato un campionato alla grande. Sì, siamo stati sfortunati all'inizio. Tantissimo lavoro da parte regionale per far sì che questi campionati possano essere svolti in una determinata maniera. Se non avessimo trovato loro nel girone avremmo vinto il girone a mani basse. Sì, abbiamo fatto una stagione fantastica, strepitosa. Diciamo che la sfortuna ha preso il sopravvento. Noi siamo sempre per dare aggiornamento, per migliorare la categoria. Per quanto riguarda il mio campionato sono felice, per quanto riguarda i complimenti sono felice, cerchiamo esternamente di sembrare giovani ma stiamo cadendo a pezzi. Sono tutti bravi i miei compagni di squadra, per questo abbiamo fatto quello che abbiamo avuto ora. Speriamo che a Catania, se vi permette, si possa riparlare di calcio al più presto. Realizzare un'arena beach stadium permanente, uno stadio fisso a Catania. Speriamo per l'anno prossimo che tutto vada per il meglio. Cerchiamo di darci da fare, cerchiamo soprattutto di dare un'opportunità ai nostri ragazzi. Sì, in Serie D sicuramente si vedrà quello che farà il Catania e poi le altre di conseguenza si adegueranno. Vedere che la differenza fra noi e il Mazzarone non era quella che dicevano i numeri, non era facile, ripeto. Sì, assolutamente, è stata una stagione magnifica, il secondo campionato che vinciamo di fila. Squadre che erano attrezzate per vincere questo campionato, ma alla fine l'abbiamo spuntata noi. È molto ma molto difficile, ci vuole come al solito, come tutte le categorie, ci vuole serietà, professionalità, programmazione. Per me è un onore essere qua sopra ed essere premiato e ora si pensa al futuro. Quest'anno è andata benissimo, se ci avessero chiesto di scrivere la trama di questa stagione probabilmente non avremmo immaginato tanto. Ho dato qualche suggerimento che forse non è piaciuto. Siamo stati veramente bravi a portare a casa un campionato veramente difficile. No, è stato un bel campionato, ce lo siamo giocati fino all'ultimo contro l'Accademia Trapani. La dirigenza fa di tutto per pubblicizzare e sponsorizzare la squadra. Io posso quest'anno essere testimone oculare della metafora della Volpe e da Arracino. Per me è stato un onore essere chiamato perché significa che, al di là che qualcuno dice che faccio le polpette. Grazie a te per l'invito, così investi borghesi. Sia da una parte che dall'altra c'è la volontà, quindi se c'è la volontà diciamo dovrebbe essere una formalità. Per la prima volta la Russo Sebastiano affronterà il campionato di promozione. La società è ambiziosa. A partire dalla mentalità, che penso sia appunto il punto fondamentale di ogni giocatore. Da protagonisti fino alla fine. Devo ringraziare il Presidente che mi ha accompagnato, e lo staff tecnico e tutti i miei meravigliosi giocatori. Ma credo che si stanno affacciando dei giovani con delle prospettive. Tu sei un visionario, sei un matto, perché mettere in piedi da solo tutto questo è davvero segno di grande passione. Io sono una donna fortunata perché credo che la politica sia l'arte più nobile per far valere gli obiettivi. Sono contento della stagione che abbiamo fatto. Una cosa bellissima, la salvezza della Sangha del Des. Devo dire di avere avuto a che fare con persone straordinarie, oneste e leali. Un saluto a tutta la platea, in particolare non me ne vogliono gli altri, al presidente Sandro Morgana che è un amico dei giornalisti sportivi e in particolare del Lusso. Questa professione ti dà la fortuna di poter vivere questo sport a 360 gradi. E questa la base che poi ci porta ai campionati con tanti riflettori. Un augurio a tutti quei ragazzi che partecipano ai campionati dilettantistici di non mollare mai, che c'è sempre un'opportunità per tutti. In bocca al lupo a tutti. Riesci, come hanno sottolineato tanti illustri colleghi, ricambio i saluti che ho ricevuto, gli apprezzamenti, però riesci a fare qualcosa di straordinario. È mancato solamente il gol, poi si sa, se non fai gol molte volte lo prendi. No, non mi posso lamentare, questa è stata una stagione perfetta, no? Abbiamo lottato, come diceva il Presidente, contro tutti e contro tutti. Quindi per noi è stato un onore portare la società come Canecatti alla piazza, che lo merita tanto. Dobbiamo dire grazie a questi dirigenti, a questi presidenti che si spendono e spendono in uno sport che purtroppo è sempre più difficile a Palermo. E sto qua da 5 ore, ma adesso manda 700 euro sul conto di paga il riscatto e torno a casa. Quello che conta è impegnarsi per raggiungere degli obiettivi
e fare davvero qualcosa per il futuro della nostra comunità. Rammarico per la partita di ieri, però pensiamo in avanti. Diciamo che è stato un stagione fantastica. Abbiamo diversi eventi che proporremo alla città e non solo, quindi invitiamo quanti ci seguono da casa e la folta platea a venire a Belpasso perché c'è tanto da visitare. Formare ragazzi prima di tutto, prima l'uomo e poi il calciatore. Devo dire che a volte si devono fare delle scelte anche di cuore e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Solitamente sono un giocatore importante in tutte le squadre dove vado, sono sempre con le spalle larghe e pronto a prendermi tutte le responsabilità del mondo. Ma sì, a Carrendini quest'anno abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. A prescindere da non aver salito, penso che questo ci fa imparare e lavoreremo su questo. Per non fare torto a nessuno, dico tutte belle, tutte importanti. Diciamo una stagione perfetta, una stagione ricca di soddisfazioni. È già un orgoglio essere qua e ci tengo essere qua, non è solo merito mio, ma è sicuramente merito, e questo ci tengo a dirlo, della società che mi ha scelto quest'anno. Ma non l'ho portato da solo, l'ho portato insieme al mio staff, che voglio ringraziare pubblicamente, insieme a questi magnifici giocatori che ho avuto la fortuna di allenare. Ti ringrazio, ringrazio a tutti voi e ci vediamo. Fai 2, 3, 4 anni nella stessa squadra, non guadagni molto, attenzione, si guadagnava sempre tantissimo, però non fai il salto di qualità perché poi diventa il tuo lavoro, quindi devi pensare che la carriera dura molto poco e devi guadagnare. È chiaro che noi negli anni possiamo considerare questo premio come un coronamento per i risultati fatti negli anni. Obiettivi raggiunti in una piazza come quella di Taormina, dove il calcio è importante, ma probabilmente è importante fare business in altro senso. Si cade, ci si rialza, ci si compatta e alle volte si cerca anche una mano che ci possa accompagnare. Siamo pronti per il decennale dei Penalty Awards. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie ancora, arrivederci.